Mirko De Girone una bellissima partita, un bellissimo derby con un bellissimo pubblico, insomma poi il Forte comunque ha dimostrato di essere una squadra, nonostante qualcuno aveva detto che era tutto ridimensionato, ma insomma specialmente anche i giovani hanno dimostrato che siete un'ottima squadra. Ti ringrazio, io dico che siamo un ottimo gruppo perché partite come queste, un derby molto importante dopo l'espulsione di Pato va interpretata come gruppo e soprattutto sotto l'aspetto difensivo siamo stati veramente eccezionali, i ragazzi si sono dati una forte mano, abbiamo colpito nella maniera giusta al momento giusto e quindi un grande applauso va fatto ai miei ragazzi principalmente. Un ottimo gruppo, ma insomma facciamo anche i complimenti a questo mister, no? Perché comunque non era facile dopo l'anno scorso uno scudetto, una Coppa Italia, insomma ripartire e la squadra comunque tutte le partite c'è e se la gioca. Ma io dico sempre che l'allenatore migliore è quello che fa meno danni possibile, io cerco di gestire un gruppo che è già ottimo, con dei giocatori comunque di qualità come hai sottolineato tu, ci sono dei ragazzini da inserire, lo stiamo facendo con l'aiuto dei veterani e per il momento ci stiamo riuscendo, quindi sottolineo sempre io la forza del gruppo soprattutto e la forza dei ragazzi che è la prioritaria. Se ne parlava già prima della partita, no? Ma questo Andrea Borgo è veramente cresciuto e quest'anno a Montebello forse gli è servito davvero tanto per crescere. Sì, Andrea ha ancora grandissimi margini di miglioramento, soprattutto nella continuità e nell'essere incisivo e deciso su tutto quello che va a provare in pista, perché Andrea ha delle qualità altissime, pattinaggio e stecca, è veramente un ottimo giocatore, forse deve crederci un po' più lui, però questa sera ha fatto un'ottima gara. Grazie mister e buon lavoro. Grazie a voi.